Sia alle primarie e alla svelta, Francesca Zaccariotto ci sarà, perché senza consultare il popolo del centrodestra, la corsa per Cafarsetti, già difficile di per sé, diventa complicatissima. La presidente della provincia leghista si dice orgogliosa che il suo nome venga fatto sempre più frequentemente come futuro candidato sindaco per la città metropolitana, ma non si sbilancia se son rose fioriranno. Se penso a Cafarsetti, io penso sempre a Cafarsetti perché penso sempre a tutte le istituzioni con le quali dovrei quotidianamente lavorare. Poi se le battute si fanno a ruoli politici o amministrativi, credo che abbiamo del tempo davanti per ragionare. Gli attacchi da parte della Zaccariotto nei confronti dell'attuale sindaco sono aumentati nelle ultime settimane sul casinò, la sicurezza in città e la gestione del commercio. E sulla città metropolitana la Zaccariotto definisce Orsoni capriccioso, ma non risparmia critica alla regione. Potevano intervenire prima. Molto probabilmente ci si aspettava che la Regione si esprimesse un po' prima anche su dei tavoli, dove la parola della Regione conta, penso ad esempio alla conferenza Stato-Regioni, no? E quindi forse questo silenzio ha anche lasciato spazio all'unico interlocutore che in questo caso è stato Orsoni e che adesso sta facendo i capricci.